Va ora in onda È tutto un magna magna. Cucina all'italiana con Sammy Varin. Ma la farò una puntata dicendo è tutto un dieta dopo Natale. Dopo Natale ne parliamo, signori. Buongiorno, buon pomeriggio, buonasera, dipende. Poi questa trasmissione ormai è richiestissima, la mandiamo negli orari più strani, compresa la replica di domenica alle 12:30. Un saluto da Sammy Varin, sì, sappiatelo, è tutto un magna magna. Fatemi avere le feste, le sagre, gli appuntamenti natalizi, il presepi viventi del vostro paese. Inviate un WhatsApp al 340 6709 659 oppure scrivete a sammy.varin@radiolibertà.net e noi parleremo del vostro evento. Intanto però proprio questo sabato 29 novembre, ragazzi, non faccio mica finta di niente, al Pala Settembre di Chiuduno in provincia di Bergamo c'è la cena provinciale della Lega Lombarda e perdonami, se questo programma si chiama È tutto un magna magna, crudo del botto, salame della bergamasca, tortino di patate e funghi porcini, stick di formaggio di monte, questi sono solo gli antipasti. Come primo, ravioloni ripieni di polenta e funghi con salsa allo zafferano. Come secondo, guancette di maiale con waffle di patate. La torta imperiale, l'acqua e vino compresi, soltanto 25 euro. Signori, non sono qui a fare pubblicità, però non so se mi spiego, se non andate a un evento del genere, se siete leghisti celoduristi, c'è un altro appuntamento a Martinengo in provincia di Bergamo il 7 di dicembre. Il gazebo natalizio, si comincia già con i gazebi natalizi e saluto i tanti militanti e simpatizzanti della Lega che nelle prossime settimane anche con 10 gradi sotto zero faranno il gazebino per dare il panettone, il pandoro, ma in questo caso, signori, a Martinengo in provincia di Bergamo il 7 di dicembre dalle 9 alle 12, addobbi, luminarie, presepio, albero di Natale, musica dal vivo con i suonatori di cornamuse, signori. Si distribuisce vin brûlé, dolci e caramelle, ma poi arrivano gli ospiti d'onore. Giovanni Malanchini, consigliere regionale della Lombardia, Roberto Anelli, anche lui consigliere, il grandissimo Alessandro Fagioli, storico sindaco di Saronno, Elio Fagioli, classe 46, senatur, Tiziano Filipponi, segretario provinciale della Lega di Crema, Osvaldo Tempietti, storico sostenitore della Lega, classe 56, e tanti altri politici a sorpresa che passano quando meno ve l'aspettate. La carta della Lombardia da votare, ma anche impegni civici per la città importantissima che trovate a due passi da Bergamo, Martinengo. Chiaramente anche qui in questo caso dovete seguire la Lega di Martinengo e seguire il Simone Ratti che spesso ci fa un salutino su queste frequenze. Passati gli appuntamenti mangerecci politici, signori, grazie ai tantissimi che mi stanno facendo avere cose di tutti i tipi per le prossime settimane. Da una parte l'atmosfera natalizia, ma non soltanto. A domani, no, domenica, non neanche quell'altra più avanti, il 7 di dicembre, domenica 7 dicembre alle 15:30, siamo a Cairo Monte Notte, Cuneo, Torino, Piemonte, impossibile non arrivarci e fare un girettino. Che cos'è? Il Christmas Balloon Day di Cairo Montenotti in via Roma. Dalle 16:30 via Roma si illuminerà con tutti i palloncini colorati. Le associazioni del territorio coloreranno via Roma a Cairo Montenotte. Una grande festa per aspettare insieme il Natale. Ma dai, che carino! Il clou alle 16:30, ti dicevo, del 7 di dicembre
quando si accenderanno tutti questi palloncini. Tutti coloro che parteciperanno riceveranno gratuitamente un palloncino rosso luminoso per accenderlo al countdown delle 16:30. Bella idea, soprattutto per tutti i bambini all'ascolto. Portate i vostri bambini il 7 di dicembre a Cairo Monte Notte. Da tutt'altra parte, nel borgo senza tempo di Marcellano, siamo in una frazione di Gualdo Cattaneo, in provincia di Perugia, Umbria, 25, 26, 29 dicembre e ancora l'1, 5, 6 gennaio torna il presepe vivente. Gualdo Cattaneo, provincia di Perugia, 25, 26, 29 dicembre e ancora 1, 5, 6 gennaio. Signori, lo dico con rammarico, ce ne sono sempre meno di presepi viventi perché bisogna trovare un fracco di gente che ci stia, che stia al freddo, perché costa anche soldi, perché non si ha più voglia. Un'ode a tutti coloro veramente che organizzano ancora queste bellissime rappresentazioni e un invito a voi, se nel vostro paese se ne organizza uno, anche piccino picciò, fatemi una mail, sammy.varin@radiolibertà.net, fatemi un WhatsApp 340 6709 659. Siamo gli unici che credono ancora in queste tradizioni, che sono più di tradizioni. Mercatino di Natale, lunedì 8 dicembre, siamo a Felina, in provincia di Reggio Emilia. Mercatino di Natale in piazza Magonfia, bancarelle di Natale, stand gastronomici, animazione per tutti i bambini, sfilata dei cani lupini del gigante, intrattenimento con la banda musicale di Felina. Venite a spedire la vostra letterina, Babbo Natale, vengo anch'io, grande presepe a cura della bottega della pizza. Vedi anche così che si fa, nelle piccole comunità, gli sponsor, una mano a questo negozio, a quell'altro, ci facciamo pubblicità e si fa qualcosa di bello. Lunedì 8 dicembre, piazza Magonfia, Felina, provincia di Reggio Emilia, a partire dalle 10 del mattino. Mercatini di Natale anche ad Apice Vecchia, qui siamo in provincia di Benevento e si organizzano anche delle gite, carino, con il pullman, si parte in questo caso da Marcianise, Caserta, per andare a Benevento il 30 novembre, visita al Borgo Fantasma, mercatini al Castello del Lettore, area food e souvenir e anche qui, se si ha tempo e se si ha voglia, cercando delle atmosfere diverse, penso che sia stupendo. Se volete soltanto bere, il 29 e 30 novembre a Putignano Centro Storico, un evento imperdibile che torna a trasformare il borgo antico di Putignano in una celebrazione dei sapori pugliesi, dei vini della regione e di tanto divertimento. Sabato 29 novembre dalle 19, domenica 30 tutto il giorno, Centro Storico di Putignano Bari, un'occasione unica per immergersi nella cultura, degustare vini pregiati, vivere momenti di allegria con un programma ricco di sorprese. Anche qui io vi do le idee per non stare chiuso in casa, sempre, perennemente, ok? Il mercatino di Bienate con i commercianti, signori, siamo alla 33esima edizione invernale a Magnago, nell'Interland di Milano, il 14 di dicembre dalle 10 alle 18, bancarelle di hobbisti e commercianti, la banda di Babbo Natale, la slitta e la cassetta delle letterine dei bambini per Babbo Natale, poi musica live, stand gastronomici con birra, salamelle, patatine, vin brûlé, giochi e gonfiabili per bambini, trucca bimbi, eccetera. Insomma, e soprattutto la festa dei bambini sotto Natale. Dalle 10 alle 18 il 14 di dicembre, Piazza Pertini a Magnago. Bella occasione per tutte le età, perché con la scusa ci portate il figlio o il nipote, ma poi vi divertite anche voi. Ecco, questa invece la festa della cicerchia non l'avevo mai sentita, sono un ignorante. La cicerchia è una roba molto volgare, sicuramente una cosa che non si può dire, sta cicerchia è un
pisello, una specie di pisello, la cicerchia, perché non è mica una brutta parola, piselli, pisellino, il figlio di Braccio di Ferro era pisellino. Per festeggiare al meglio questo importante traguardo, 30 candeline della festa di Cicerchia, giovedì 27, e domani è il Fuori Cicerchia, una speciale overture dal sapore un po' milanese ma molto di Cicerchia. Il Cali Natural Food vi prepara un brunch coi fiocchi che vi coccolerà dalle 9 fino al gioco merenda per i più piccini, ma anche i pub che prosegue con l'aperitivo, la cena e il dopo cena, e quelli della Guanciola inizieranno a scaldare le padelle presso l'usuale postazione al Belvedere. Dal 28 al 30 novembre ci saranno ben 17 menù, tutti diversi tra loro, che vi attendono in meravigliose grotte e suggestivi locali del centro storico di Serra de Conti, uno dei borghi medievali meglio conservati della provincia di Ancona. Ok? Festa della Cicerchia, siamo a Serra dei Conti, Ancona. Mangerete in location strepitose e uniche, riapriremo il monastero di Santa Maria in Maddalena. Nei vicoli del borgo troverete cantastorie, clown, trampolieri, spettacoli di fuoco, DJ, concerti in piazza itineranti per tutte le età. Ingresso libero, bus navetta gratuito. Oh, che cavolo volete in più, ragazzi? Questa è una roba veramente. Fatevi un weekend, questo weekend dal 28 al 30 novembre, e già da domani si comincia con gli aperitivi. La festa del broccoletto di Roccasecca. Questa ce la sogniamo anche di notte, siamo in provincia di Frosinone, 7-8 dicembre. Se non avete mai provato il broccoletto di Roccasecca, ma Roccasecca siete dei pivelli, signori. Cosa troveremo quest'anno? Tanti piatti iconici e tradizionali preparati nei vari stand, la frionza, e non sapete cos'è la frionza, le pizze fritte, il baccalà con i broccoletti, le salsicce con i broccoli, ragazzi, poi fanno bene i broccoli, dolci, primi e tante altre specialità locali, tutte da scoprire, le caldarroste fumanti preparate sul fuoco vivo, ma ancora mercatino di Natale ricco di artigianato, sapori del regalo, villaggio di Babbo Natale per i più piccoli pieno di magia e divertimento, spettacoli itineranti, il meraviglioso presepe artigianale di 100 metri quadrati dell'Associazione Gli Amici del Presepe, che inaugurerà ufficialmente il Natale nel vicolo. 7-8 dicembre, via Roma, Roccasecca, in provincia di Frosinone. Non mi arrendo assolutamente, anche se non so assolutamente dove mi trovo, a Filacciano. Chi mi dice dov'è Filacciano? Filacciano, siamo, ma che ignoranza, città metropolitana di Roma, piazza Umberto I, si trasforma in un piccolo incanto d'inverno, luci calde, profumi di festa, un borgo che sembra uscito da una fiaba. L'ente valorizzazione Filacciano sta selezionando artigiani, creativi, produttori, realtà locali per un grande mercatino natalizio unico nel cuore del paese. Se siete artigiani, artisti, produttori locali, fatevi avanti. L'appuntamento è per il 13 dicembre, piazza Umberto I, al mercatino di Natale di Filacciano, Roma. E sono proprio queste piccole realtà quelle che cerca Sammy Varin in questa trasmissione. Se sono cose famose, grandi, con casino della miseria per avvicinarsi, ma non sto neanche a dirvele. Io vi porto ad esempio a Pisoniano. Pisoniano. E chi c'è mai stato a Pisoniano, ragazzi? Ma dove siamo? Siamo ancora qua, siamo nella cintura di Roma, capitale, Pisoniano. Anche qui il villaggio di Babbo Natale, sabato 13 dicembre, Santa Lucia, il nostro centro storico si riscopre di magia natalizia. Grandi e piccini verrete trasportati in un percorso incantato tra mercatini di ogni genere, gonfiabili, sapori locali, melodie festose, spettacoli di giocoleria e balli regaleranno sorrisi a tutti i bambini. Vi attendiamo con immensa gioia quando sabato 13 dicembre alle 10:30 apre il mercato natalizio.
E poi intrattenimento con la banda musicale e pomeriggio di animazione con spettacoli per bambini. Ingresso gratuito a Pisoniano, Roma. La festa del radicchio, proprio questo weekend dal 28 al 30 novembre a Spresiano Treviso. Ale, vai, vai, vai. Galà di degustazione questo venerdì, radicchio rosso di Treviso, cena aperta a tutti con prenotazione. Sabato la mostra mercato del radicchio e apertura dello stand gastronomico. Domenica l'esposizione e le sfilata di trattori d'epoca e moderni, l'inaugurazione della nona edizione della festa del radicchio di Spresiano e l'apertura dello stand gastronomico. Radicchio, si mangia soltanto radicchio. Chiaramente festa del radicchio rosso di Treviso, IGP e dell'agricoltura da questo venerdì fino a domenica 30 novembre a Spresiano. Siamo in provincia di Treviso. Vi è piaciuto? Siete contenti? Vi abbiamo fatto venire un po' di fame, vedo dai messaggini che arrivano. Sì, è vero, è vero, è vero. Ah, bene, allora sono servito a qualche cosa. E allora mi raccomando, se avete segnalazioni, soprattutto appunto per eventi legati a Natale, presepi particolari, cose che succedono soltanto nel vostro paese, ma non volete troppa gente, tranquilli, questa è una radio di nicchia, non ci ascolta nessuno. Segnalate il vostro evento natalizio scrivendo a sammy.varin@radiolibertà.net o inviate un messaggio WhatsApp al 340 6709 659. Preparatevi perché prossimamente all'interno di questa trasmissione avremo anche noi le cornamuse e l'organetto, signori, le fisarmoniche, ma certamente oggi poi ritorna la Gabriella Monti alle 15, signori, quindi grande musica e divertimento. Grazie a Francesco in regia, tanta pazienza, santa pazienza, ma è una minaccia. Io ritorno domattina alle 7:30. Avete ascoltato È tutto magna magna. Da oggi finisce il periodo di trasmissioni sperimentali a colori e inizia quello delle trasmissioni regolari, come deciso dal Ministero delle Poste e Telecomunicazioni. Cambia il giorno, cambia l'orario per la nostra Gabriella Monti con Mi ritorni in mente ogni mercoledì dalle ore 15 solo su Radio Libertà. Bacini, bacetti, baciotti. Buonasera signorina, kiss me goodnight. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Migliaia di notizie ci raccontano i fatti che accadono in Italia e ogni giorno c'è una voce fuori dal coro. Quotidiano di Sicilia, il quotidiano d'Italia, l'informazione che ribalta i luoghi comuni, una vera visione dei fatti, l'Italia vista da sud. Ogni siciliano che vive in Italia e nel mondo è una risorsa, è protagonista della crescita della nostra nazione. Dai forza alla crescita della nostra isola, abbonandoti al QDS digitale più archivio a soli 99 euro anno. Quotidiano di Sicilia, il quotidiano d'Italia, una scelta di valore. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. va ora in onda Cultura e Arte con il professore Andrea Rognoni. Buongiorno Andrea, a te la linea. Grazie Natalia, oggi puntata davvero particolare presso i mercatini di Natale
di una città di media, piccolo-media grandezza, non ha importanza che città è una città del nord, chiaramente, che vive giornate pulsanti, forse già anche per l'anticipato freddo, in vista di Natale. Il tema è un tema da cultura popolare, perché la cultura popolare si è incanalata negli ultimi 20-30 anni su una prospettiva di marketing di alto livello, non direi, insomma, di livello medio-basso, ma dove evidentemente tutta una serie di meccanismi, di marchingegni legati al fatto di vendere a prezzi abbastanza ridotti, abbastanza popolari. Dico abbastanza perché una volta c'era anche di meglio, proporzionato anche al clima e alla situazione economica di una volta, ma siamo in tempi di inflazione, siamo in tempi di rincaro generale, eccetera. E ovviamente questo anche in attesa delle altre notizie che arrivano, che ho già sentito per opera dei nostri direttori e del sempre puntualissimo Antonino Danna, sulle notizie relative alle ultime elezioni, che insomma mi sembra di capire confermerebbero un trend anche di differenze regionali, che poi è il senso ultimo anche di un modo di vedere le cose dal basso e non dall'alto, laddove evidentemente anche il federalismo è il frutto, e la riflessione sul federalismo è il frutto di un modo di giudicare il mondo che vede più le diversità che l'unità assoluta del discorso. E ai mercatini di Natale si parla di quello che c'è, fiumi di vin brûlé. Non siamo in Germania, non siamo in Südtirol, ma siamo evidentemente in un contesto padano italiano che apprezza questa tipologia di bevanda, vin brûlé, cioccolata calda, altre bevande che sono tipiche della stagione. Tante bancarelle che popolano il centro di questa cittadina con quello che voi immaginate e che vedete normalmente, abbigliamento, piccolo arredamento, altra pasticceria, non alta, ma altra pasticceria oltre il cioccolato di varia natura. Insomma, tutto quel potpourri che poi alla fine piace al gusto nostro, più o meno naturalmente a seconda di tante sfumature di cui non stiamo a parlare. Naturalmente questo è lo sfondo di oggi, e se ci sarà da raccontare quello che accade in questo mercatino di Natale, quello che fa la gente, come quanto spende, lo facciamo, però noi in realtà andiamo avanti col nostro programma, e come vi avevo preannunciato, la puntata di oggi sarebbe stata un po' una postilla, un prolungamento della puntata di sabato sulle grandi morti femminili illustri di questa settimana. Alice ed Helen Kessler e la milanesissima, a questo punto, stando anche alle testimonianze di tante persone che hanno parlato post mortem, Ornella Vanoni. E allora noi qualcosa già abbiamo detto, e il trauma inferto dalle gemelle Kessler è enorme. Poi però vi preannuncio che parliamo anche questa puntata della storia dell'idea del bambino selvaggio, dopo gli ultimi avvenimenti e la situazione che si registra in Abruzzo, come diciamo palcoscenico anche di un modo di vedere e valutare le cose che sono tipiche della cultura popolare. Ma vi dicevo, le gemelle Kessler, allora queste due divinità del Valhalla germanico se ne sono andate in maniera inopinata, abbiamo detto l'altro ieri, con tanto di applausi da parte di alcuni personaggi. Mi viene in mente Massimo Giannini, anziché altri giornalisti, scrittori, intellettuali che si sono profusi questi ultimi giorni, diciamo da lunedì scorso in poi, si sono profusi in apprezzamenti faraonici sul fatto una lezione di vita. A me è sembrata una lezione di morte, ma le lezioni di vita oramai comprendono anche la morte, ma non c'è ironia in me, perché l'ho già detto, la libertà umana comprende anche questo fatto di scegliere. Peraltro, cioè quello che poi è stata un'esecuzione che qualcuno
secondo me non allontanandosi dal vero, è definito nazista nelle modalità, cioè nel calcolo, nel dettaglio, nella pianificazione precisa appunto di un evento che molti altri suicidi fanno in maniera improvvisa da un giorno all'altro, ma non è stato così per loro due. Ma al di là di tutto questo, diciamo così, nel ricordo assoluto di quelle che sono state serate felici, felicissime della nostra infanzia, della nostra adolescenza o della gioventù di qualchedun altro, forse più vecchio di me, e nel ricordo che sfiora la dimensione sensuale, ma una dimensione sensuale che era quella di allora, cioè di un'immaginazione più che di una realtà. Peraltro chi effettivamente guardava con occhi d'infanzia le due ne vedeva quasi appunto dei numi tutelari del Valhalla germanico che scendevano in Italia per far ritrovare ai due popoli quella intesa, quell'armonia, quell'alleanza morale, culturale e politica che si era andata perdendo dopo i fattacci della guerra. Così mi sembra di poter interpretare quella che fu la trovata dei sabati sera di allora, assieme a un americano piccolo e famoso come Don Lurio, che è stato una sorta di Battista, di grande Pigmalione delle due, perché ha comportato sicuramente la sua presenza il fatto di riuscire a tradurre anche in termini di godibilità infantile quello che si presentava come monumento alla bellezza teutonica. E quindi tutti questi aspetti vanno valutati e ne parlo in cultura popolare italiana, perché è vero che loro erano tedesche e portavano giù a sud delle Alpi tutta una serie di spunti di realtà che erano tipiche del loro mondo, naturalmente, sintonia, sincronia, capacità di dare alla musica una forma di marcetta che in Italia non esisteva. Mi viene in mente ovviamente soprattutto il Dada Umpa, però il modo con cui appunto le due venivano presentate in televisione e poi il modo con cui reagiva la popolazione italiana a suon di 30 milioni di audience, che era tipico della TV di allora, è strabiliante, risulta strabiliante in quell'ottica che era l'ottica degli anni 60-70, cioè quella di riuscire a riscoprire il piacere della vita. Piacere della vita che ora è stato tolto in maniera quasi assurda, mefistofelica, degna di un teatro, di una pista teatrale di Ionesco e Beckett, cioè il famoso teatro dell'assurdo. Le due presenze, appunto come gemelle, ma anche come dee del mondo degli anni 60, scelgono di morire in condizioni che non appaiono francamente già disastrose, deleterie, decrepite, a parte l'età non è oggi come oggi, 88-89 anni non si è sicuramente decrepiti, ma a parte questo ovviamente sembra che non ci fossero delle malattie reali così forti e così profonde da far pensare sicuramente che si dovesse arrivare a questo punto. È naturalmente un argomento spinoso, perché poi la mia volontà di trattarlo dal punto di vista della cultura popolare non impedisce di vederne l'assunto e la possibilità di giudizio in senso lato, in senso ultimo. Vi citavo appunto l'onorevole Pillon, ma vi posso citare tantissime altre persone che, diciamo così, in un ambiente più di centrodestra che di centrosinistra, così non hanno giudicato particolarmente lodevole la scelta delle due gemelle. Questo, dico, far cadere nel baratro con formulazione militaresca, appunto, come vi dicevo, nazi militaresca, tutto quel ben di Dio che c'era stato tanti anni fa,
è parso anche e soprattutto al mondo italiano, padano, italiano e italiota, un pugno nello stomaco, che sarà difficilmente digerito nonostante le riviste rotocalchi che io continuo a comprare tra una lettura di Kant e una di Dostoevskij, perché comunque le riviste rotocalchi, io parlo qui vicino alla principale edicola della città dove mi trovo, le riviste sono la misura un po' del polso di quello che pensa la gente, nonostante però, perché le riviste, come si sa, tendono, diciamo, ad accettare alcuni tratti ideografici del mainstream attuale, no? Laddove evidentemente l'eutanasia oramai viene fatta passare come una forma di risoluzione plausibile, logica, fondamentalmente sana, ecco. Io non sono, se vi è passato per la testa che lo fossi, un retro moralista, passatista, reazionario, non lo sono assolutamente. E vi ho già detto subito appunto che esiste la libertà, che è il dono più bello e più alto, e non a caso questa radio si ispira a tutto ciò, che esista nel mondo, la libertà. Ognuno è libero di fare quello che vuole. E libero di fare quello che vuole si intende entro i limiti di una morale che è anche innanzitutto laica, nel senso che se io uccido qualcuno, arrivo a uccidere qualcuno, io evidentemente tolgo la libertà a qualcun altro. E se io arrivo a uccidere me stesso, tolgo a me stesso quella libertà che potrei vivere andando avanti